fate sgombrare! Di chi è questo pallone? Chi è che gioca a pallone qui? La volete smettere laggiù? Fate recintare la zona! Via tutta quella gente! Per colpirlo pare che abbiano usato una targhetta qui del cancello rosa. Sono arrivata a quella punto lì del barattolo, ho detto dico non è dice, è un cadavere. Moravia, scusi, una dichiarazione. La morte sono troppo turbato. Il cognome mio si scrive con 2 T, Salvitti Ennio. E lei, tanto per correttezza? Lavoro per la stampa, mi chiamo Furio Colombo. La stampa, Agnelli. Sì, Agnelli. Lo scriva che è tutto uno schifo. Che erano tanti. L'hanno massacrato quel poraccio. Per mezz'ora ha gridato mamma, mamma, mamma. Erano 4, 5. Ma questo l'ha detto la polizia? Ma io sto scemo. Avvocato, ho fatto l'unità con lei. Ci riesce a dire siamo nel pensionale, avvocato. Una dichiarazione per il TG1. Quando ha preso là, non sei avvocato. Avvocato, siamo del telegiornale. Finalmente. Sono quelli? Non lo so, carabinieri, polizia. Mi hanno chiesto di guardare tra le carte di Pierpaolo. Vogliono sapere se avevo un appuntamento con qualcuno ieri sera. No, questo non va bene, Nino, ma che siamo matti? Nino, aspetta, parla piano. Susanna è di là con Laura, ma non sa niente. Ho staccato la radio e il televisore e non le dico niente, non glielo posso dire. Non glielo dico. Come si fa allora per la procura? Se non mi firma questa io non posso fare niente. Lo farà, troveremo il modo, ma non adesso, Non ora. Dov'è? Non ha chiesto niente, non chiede niente. È come se sapessi via tutto. tua destra! No, forse no. Io sono stato molto vicino a Pierpaolo quando ero molto giovane e lui mi ha fatto conoscere la poesia, conoscere il cinema, sono stato assistente del suo primo film, Cattone, e credo che questo delitto sia un delitto non soltanto contro la sua persona, contro questo fratello, ma è un delitto contro la cultura, contro l'intelligenza, contro la poesia. Non so assolutamente chi siano stati gli assassini né il movente che avessero. Comunque loro hanno impedito di parlare a Pierpaolo, gli hanno chiuso la bocca per sempre. È stato come se, ripeto, anche se tutto questo è molto indiretto, qualcosa di orrendo che c'è in giro, di mostruoso. Passami l'ufficio stampa. Ci fosse stata una decisione di farlo tacere per sempre. E questo è sconvolgente. Nella mia qualità di segretario del gruppo socialdemocratico della Camera, ritengo mio dovere denunciare lo spazio aberrante che il telegiornale ha dedicato al torbido assassinio di Pierpaolo Pasolini. Punto. È scandaloso affermare che detto assassinio sia un delitto contro la cultura, maiuscolo, punto.
Noi, virgola, e con noi certamente milioni di italiani, virgola, non ci sentiamo affatto rappresentati dalla cultura del signor Pierpaolo Pasolini. Va bene, cominciamo. 2 larghe scoriazioni echimotiche alle regioni frontali e laterali. Un'echimosi scoriata alla regione zigomatica e masseterica di sinistra. Frattura in 2 punti della mandibola. Lesione trasversale a carico del padiglione auricolare sinistro. Vasta lesione al padiglione auricolare destro. L'orecchio è praticamente strappato dal suo impianto. Frattura di alcune falangi della mano sinistra e lesione da taglio al primo dito. Frattura della sesta e settima costola destra. A sinistra, frattura della sesta e settima costola, dell'ottava e della nona. Complessivamente 10 fratture costali. Si riscontrano lacerazioni capsulari del fegato. Ma nella perizia del tribunale risultava questo, che non mi sembra di averlo letto. No, professore, non veniva rilevato. Abbiamo perso prima di tutto un poeta, e in poeta non ce ne sono tanti nel mondo. Ne nascono 3 o 4 soltanto dentro un secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe essere sacro. Riscontro come causa del decesso lo scoppio del cuore, provocato dal sormontamento dell'auto. Abbiamo finito qua. L'intelligenza non avrà mai peso, mai, nel giudizio di questa pubblica opinione, neppure sul sangue dei lager tu otterrai, da una dei milioni d'anime della nostra nazione, un giudizio netto, interamente indignato. Irreale è ogni idea, irreale ogni passione di questo popolo ormai dissociato da secoli, la cui soave saggezza gli serve a vivere, non l'ha mai liberato. Mostrare la mia faccia, la mia magrezza, alzare la mia sola puerile voce non ha più senso. La viltà avvezza a vedere morire nel modo più atroce gli altri, con la più strana indifferenza. Io muoio, ed anche questo mi nuoce.